Ha avuto un gran riscontro di gente l'Open Day che si è svolto ieri sera al Liceo Classico Empedocle e che ha visto lo svolgersi della Notte Nazionale dei Licei. Gli alunni, coadiuvati dai professori, si sono così cimentati nell'accoglienza dei nuovi arrivati e delle loro famiglie, esibendosi nelle varie aule in modo da interpretare ogni materia da loro studiata, anche con rappresentazioni in costume, esibizioni teatrali e quant'altro necessario per spiegare il percorso del Liceo Classico Empedocle, indirizzato principalmente allo studio della civiltà classica, della cultura umanistica e musicale. L'Open Day e la Notte dei Licei sono per noi un evento particolarmente importante dell'anno scolastico perché rappresentano il momento più impegnativo dell'orientamento, quello in cui il liceo, la scuola si presenta alla città, alle famiglie e soprattutto ai ragazzi che sono attualmente alla scuola secondaria di primo grado impegnati nel compiere una scelta importante circa la prosecuzione del futuro percorso di studi nella scuola superiore. Quest'anno la manifestazione è particolarmente articolata, ricca. Siamo partiti alle 15:30 inaugurando l'Open Day nella sede del Liceo Musicale al Cupa, da quest'anno parte del Liceo Empedocle, e dalle 16:30 abbiamo inaugurato qui nella sede centrale del Liceo Empedocle, come sempre accanto a quel busto di Empedocle che rappresenta proprio il simbolo di una scuola che per anni ha formato generazioni di studenti che nel tempo hanno poi rivestito incarichi e ruoli importanti nella società, ma in una società che cambia, in una società che si trasforma, scegliere il liceo classico continua ad essere una scelta estremamente attuale, importante, valida, e non solo perché la nostra scuola si è anche aperta alle diverse sollecitazioni che vengono dal mondo esterno, cercando anche di non sottovalutare la formazione scientifica attraverso per esempio l'offerta di un potenziamento di matematica o dei corsi di logica o dei corsi di preparazione alle facoltà scientifiche o ancora con l'attenzione per esempio verso lo studio delle lingue e l'internazionalizzazione. Ricordo a tal proposito come già da 2 anni il nostro è un liceo internazionale, il liceo internazionale Cambridge, che in convenzione col Cambridge consente ai ragazzi che scelgono quel corso di conseguire un diploma che possa avere anche un riconoscimento a livello internazionale. Sono tutte esperienze che però abbiamo compiuto nel solco di una tradizione che non intendiamo perdere, che è quella dell'istruzione e della formazione classica, che è formazione ai valori dell'Humanitas, che è attenzione verso il valore della cultura classica, a cui noi guardiamo come a quell'ambito della cultura, a quella dimensione della cultura che attiene alle nostre radici, alla nostra storia, che meglio può contribuire a formare il pensiero critico e il cittadino di domani.